Il problema sanitario veneto italiano non è risolto, quindi abbiamo perso la Pasqua, abbiamo perso il mese di maggio e buona parte del mese di giugno. Il panorama che ci si presenta davanti è apriremo forse a agosto, apriremo con la clientela solo italiana, perché il rischio che a noi a nostra volta chiudiamo i confini è serio, perché è inutile che usciamo noi con enormi sacrifici dal virus e poi rischiamo di rimportarcelo via ospiti eventuali delle strutture alberghiere, dei villaggi, vacanze, eccetera. E quindi solo la clientela italiana, ma io mi domando anche gli italiani che per le spiagge, per esempio, rappresentano per le spiagge il lago di Garda, rappresentano percentuali del 40%, non oltre. Ecco, questi italiani quanti soldi avranno in tasca a agosto e settembre? Il pensiero però, se mi consente, principale in questo momento, stiamo lavorando, cercando di coinvolgere anche i sindacati, è quello dei dipendenti stagionali. Quella dei dipendenti stagionali è una categoria di lavoratori che con mio grande disappunto vedo sempre considerata dalla politica come una categoria di serie B, non dalla politica regionale, devo dire, perché l'assessore Donazzan sta rispondendo ed è preoccupata come e quanto noi per questa situazione, ma dalla politica nazionale, come se lo stagionale fosse appunto un dipendente di serie B. I nostri stagionali è gente che vive dello stipendio che prende nei 4 mesi, se non prenderà questo stipendio, ripeto, 500.000 in tutta Italia, ma almeno 80.000 nel solo Veneto. Non è ancora presa nessuna decisione, però l'orientamento va verso la chiusura, la non apertura quantomeno di moltissime strutture.